with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Questa sera è di scena Ice Treviso. Dopo le bellissime serate con Ice Verona e Ice Padova, questa sera è la volta di Vladimiro Gobbo. Sì, una serata particolare, tant'è che nella locandina non abbiamo neanche messo i vini che degusteremo alla cieca questa sera e poi conosceremo, perché il contenuto è legato all'enogastronomia, alla storia dell'enogastronomia veneta, perché noi non ci limitiamo a servire i vini o a presentare l'etichetta, ma vogliamo soprattutto, insomma, gli serve a comunicare il territorio, la storia e quindi dare quel di più affinché un appassionato apprezzi e digusti al meglio il vino. Noi siamo decisamente legati al nostro territorio, che è sicuramente ricco di storia, di denominazioni, di vitigni, e questa sera ne avremo sicuramente una prova. Francesca, abbiamo un professore universitario proprio di storia dell'enogastronomia, se non sbaglio. Raccontaci. E il professor Gasparini insegna all'Università di Padova storia dell'agricoltura e dell'alimentazione. E abbiamo una persona che ci racconterà con grande sapienza una fetta di storia che parte dall'Unità d'Italia ad oggi. Benissimo, quindi abbiamo veramente il plus ultra, perché abbiamo l'università in campo. Assolutamente, e vedrai che i contenuti, anche gli abbinamenti che proporremo questa sera proprio legati alla storia, sono piuttosto inusuali. Sono inusuali anche i bicchieri, tu adesso ne vedi 4, quelli classici, no? Però poi vedrai comparire dei bicchieri, come dire, diciamo vintage. I contenuti di questa sera ribaltano un po' quella che è il normale approccio di serate come questa, e cioè di solito il relatore e il racconto sono funzionali ai vini che andiamo a degustare. Questa sera invece ribaltiamo, i vini sono coprotagonisti della serata, ma saranno funzionali al racconto del relatore, che è la nostra storia. La storia che fa in qualche modo da trade union, no? Assolutamente, proprio questo qui. Noi abbiamo delle grosse aspettative, anche perché ha una sfumatura, come abbiamo già ribadito, diversa da altre degustazioni, e quindi siamo particolarmente, come dire, coinvolti e anche emozionati, devo dire. Devo farti i complimenti. Ma i complimenti a me. No, ma guarda che arriva il professore. Professore, cosa ci aspettiamo? Cosa arriverà stasera? Sono intimidito perché qui ho a che fare con gente. L'abbiamo caricato di responsabilità, ma abbiamo tanta fiducia. È gente che intanto ha un naso che io non ho. Ma lei ha però le papille gustative più sviluppate. Sì, anche le pupille. Però cercherò di fare il mio meglio. Io ho detto io vengo, però racconterò la storia. Perché la storia nostra incomincia un po' di tempo fa, direi. Tanto tempo fa. Cercherò di raccontare che insomma non furono sempre bollicine. No, la storia ci ha riservato tante belle cose in questa marca, no? Sì, la marca, ed è una storia appunto che ha i suoi trionfi a partire dagli anni 70.